8 comuni chiamati al voto in provincia di Agrigento, chiusi i seggi alle 14, il giorno dello spoglio dell'attesa, comitati in fibrillazione, dati consultabili sul sito della regione, non più prefettura. Affluenza più alta a Cammarata, più bassa a Casteltermini, Agrigento ha difficoltà ad andare a votare a causa della chiusura delle strade per il Giro d'Italia, più bassa l'età dei candidati questa volta. La DIA sequestra €1 milione a Davide Schembri, arrestati 2 gambiani che spacciavano a Villa Bonfiglio, segnalati 2 agrigentini, chiusi 2 locali in via Atenea perché servivano senza mascherine. 55.000 aziende ammesse in fila per il bonus Sicilia, un finanziamento per chi ha chiuso durante il lockdown, tutto rinviato a giovedì 8 ottobre. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In provincia di Agrigento sono 8 i comuni alle prese con lo spoglio elettorale. Alle 14 la chiusura delle urne, adesso si inizia a contare. Per quanto riguarda l'affluenza, il dato delle 22 di ieri conferma Cammarata come paese con maggior affluenza ed è l'unico che registra un aumento rispetto alla tornata elettorale di 5 anni addietro. Segue Realmonte, poi Agrigento che ha avuto un calo del 5,34%, complice anche l'impossibilità di usufruire delle strade chiuse per il Giro d'Italia, poi Raffadali, Camastra, Ribera Siculiana e ultima per affluenza Casteltermini, e si animano i comitati elettorali alle prese con la conta dei voti. Quest'anno i dati elettorali sono consultabili sul sito www.elezioni.regione.sicilia.it. Lì si troveranno i dati dell'affluenza, il report dei sindaci e delle liste, il report della ripartizione dei seggi e quello relativo allo sbarramento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Seggi elettorali chiusi alle ore 14 di oggi, dopodiché comincerà lo spoglio per sapere chi risulterà vincitore di questa competizione elettorale o eventuale ballottaggio che si terrà domenica 18 e lunedì 19 nel caso in cui il primo eletto non supererà il 40% dei voti. 6 candidati che hanno partecipato alla kermesse elettorale, Luscendo Calogero Firetto, sostenuto da ben 7 liste, che compete con Marcella Carlisi, candidata sorretta dalla lista 5 Stelle, Angela Calvano, con 2 liste di sinistra, 100 Passi per la Sicilia e Agrigento in Movimento, Daniela Catalano, Presidente del Consiglio uscente, con le liste Fratelli d'Italia e Lega per Salvini, Marco Zambuto, sostenuto dalle liste di Forza Italia, UDC e Diventerà Bellissima, Franco Miccichè con 4 liste, Uniti per la Città, Vox Italia, Facciamo Squadra e Cambiamo Rotta. Una giornata, quella di ieri, caratterizzata dal Giro d'Italia, che ha reso difficile la volontà della gente di andare a votare per via della chiusura parziale di tante strade centrali, a causa del passaggio delle biciclette che ha trangiato la città in più parti. L'ultimo dato disponibile circa l'affluenza alle urne in città, reso dal sito enti locali della regione siciliana, è quello disponibile alle ore 22 di domenica, è stato di 23.907 votanti su un totale di 51.912 elettori, pari al 46,05% nella nostra città, mentre il dato provinciale che interessa 8 comuni al voto sono 52.654 votanti, pari al 44,77% su 117.618 aventi diritto. Tutti in calo gli elettori che si sono recati alle urne in provincia, unico comune che ha registrato un aumento sensibile è stato quello di Cammarata con un più 0,36, il maggiore calo è stato quello registratosi a Casteltermini con 11,9% in meno. I comuni della nostra provincia interessati al voto sono, oltre che Agrigento, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana. Intanto le votazioni sono state eseguite senza particolari di sorta nei vari seggi, rispettando rigorosamente le norme anti-Covid. L'affluenza è stata regolare, anche perché magari anche il Giro d'Italia di ieri ha fatto in modo che le persone siano venute in maniera, non c'è stato assembramento, quindi sono venute in maniera regolare durante sia la giornata di ieri che quella di stamattina. L'affluenza è stata abbastanza buona, diciamo che abbiamo avuto metà dei votanti in sezione, nessun tipo di problema per fortuna e stiamo ancora lavorando. La sanificazione? Sì. La sanificazione è importantissima, abbiamo igienizzato tutto, dalle matite a sedie e tutto. Mentre ai comitati elettorali fervono i preparativi in attesa della chiusura delle urne per la raccolta dati. Intanto stiamo vedendo che qua c'è la zona centrale dove avremo la raccolta dati
con due postazioni fisse, in più avremo una postazione che sarà collegata, come abbiamo visto, al software, che in continuazione ci sarà l'aggiornamento dei dati continuamente, e in più abbiamo anche, purtroppo con il discorso del Covid dovremmo stare a distanza, quindi abbiamo sistemato un po' le poltrone, le poltroncine, per chi vorrà vedere. Naturalmente deve essere tutto in normativa anti-Covid, quindi con le mascherine e con il gel già posizionato. E beh, quindi siamo pronti per questa maratona elettorale molto lunga. Speriamo. Quindi i dati come arrivano? Voi siete organizzati con i vostri rappresentanti nelle varie sezioni? I dati, oltre ai rappresentanti di lista per le varie coalizioni, per le varie sezioni, e quindi abbiamo messo ogni rappresentante all'interno delle proprie sezioni, avremo il costante aggiornamento, quindi come dicevo, con l'elaboratore centrale, che avrà il dato aggiornato costantemente, e in più con la sede del comune per eventuali aggiornamenti sull'affluenza, sui dati generali a livello generale. Intanto tante le aspettative da parte della gente. Come valuta questa campagna elettorale? Che campagna elettorale è stata? Ma è stata buona, non ci sono stati contrasti forti, tranquilla, ma bisogna fare il giusto rinnovamento. No, io l'ho vissuta serenamente, perché spero e confido nel buonsenso della gente, che sappia esprimere un voto sereno, non condizionato da nessuno, che sappia fare il proprio dovere per il bene del futuro della città, per continuare un lavoro già cominciato e che si consenta di portarlo a buon fine. Questo è il mio pensiero. Parliamo ancora delle consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci e dei consiglieri. Di 61 comuni chiamati al rinnovo delle cariche elettive, il totale dei candidati all'incarica di sindaco sono 485, di cui 430 uomini e 55 donne. Per quanto riguarda i consiglieri si è abbassata l'età media e aumentato il numero delle donne. Vediamo. Raffadali dovrà avere un futuro migliore di quello che ha avuto, certamente, perché l'uomo è un essere perfettibile e deve tendere a fare cosa? A perfezionarsi. Non dobbiamo però dimenticare che non possiamo mai essere perfetti, perché nel momento in cui siamo perfetti non c'è più da migliorare. L'auspicio mio quindi è quello di impegnarmi per Raffadali, dire la mia assieme agli altri giovani e meno giovani per continuare questo percorso di miglioramento di Raffadali. Sono propositiva e voglio essere propositiva. Sono sicura che, come siamo riusciti in questi 5 anni a non andare in dissesto finanziario grazie alle capacità, come siamo riusciti a portare finanziamenti, come siamo riusciti a mantenere questo comune vivo con le varie attività, manifestazioni, un paese vivo nel nostro circondario, perché a Bocchino tutti conosciamo il paese come gira, come abbiamo visto che siamo riusciti, abbiamo puntato sulla differenziata e il nostro paese è stato un fiore all'occhiello, vogliamo essere pionieri anche di tanti altri progetti. Raffadali storicamente è stato una città dove c'è stata molta politica da sempre. Oggi noi mettiamo in campo una squadra giovane, una squadra nuova, una squadra che ci auguriamo possa rappresentare la futura amministrazione di questa splendida cittadina e che possa mettere in campo le migliori risorse. Noi abbiamo 2/3 della squadra composta da persone che non è mai stata in consiglio comunale, che non ha avuto mai un'esperienza amministrativa, ma che si è formata negli anni, che ha studiato e che oggi vuole portare in questo territorio le risorse, le idee, le proposte per migliorare la nostra realtà raffadalese. Il mio auspicio è sicuramente quello di creare delle condizioni di opportunità e di sviluppo per l'intera comunità.
verità. Un piccolo comune non può creare nuovi posti di lavoro, non può creare opportunità come se fosse uno Stato, però possono crearsi delle attività di sviluppo e di sostegno alle piccole e medie imprese, attività di valorizzazione nel settore agricolo, del settore appunto che può caratterizzare una piccola realtà come quella raffadalese e fare diventare volano di sviluppo per chi vuole rimanere qua e vuole investire in questo territorio. È stata una campagna elettorale strana, è durata intanto poco perché è stata una campagna elettorale dove c'è stato anche poco contatto tra la gente. Abbiamo avuto 2 settimane effettive di campagna elettorale con la paura di quello che è successo, però è stata una campagna elettorale che ci ha dato l'opportunità di spiegare quello che effettivamente può essere un'idea di paese che noi vogliamo costruire, non sulle disgrazie, su quello che è successo nei mesi precedenti, ma cercando di fare credere alla gente che c'è la possibilità di rimanere in questa terra, di investire in questa terra e di dare un volto nuovo a questa amministrazione comunale che comunque dopo 20 anni di amministrazione di un unico colore politico può realmente cambiare. A mio avviso la politica ha bisogno delle donne, della leadership femminile che si sostanzia in un approccio alla politica che ci mostra più egualitarie, più democratiche, più vicine al sociale, più attente all'ambiente e alla famiglia e sicuramente non è un valore aggiunto da sottovalutare considerato la politica e il decadimento della stessa e siamo qua perché vogliamo essere non una quota rosa bensì una parte attiva dell'amministrazione della nostra città. Raffadali sicuramente merita un'attenzione particolare sia dal punto di vista delle donne perché a mio avviso in questo momento non abbiamo uno spazio, non abbiamo una visibilità tale che ci permette di portare le nostre competenze nelle amministrazioni come vorremmo. Per i giovani è un argomento un po' troppo vasto, un po' troppo delicato considerato le devianze, l'alcolismo che è molto radicato tra i giovanissimi, quindi sarà sicuramente un argomento e un settore da attenzionare in maniera più particolare perché i giovani sono il nostro futuro e sono i nostri figli. Il click day per il bonus Sicilia ha rinviato a giovedì prossimo per problemi tecnici. I dettagli nel servizio. Decisamente un epic fail il click day del bonus Sicilia, il contributo della regione alle imprese danneggiate dal lockdown programmato per stamane ma posticipato a giovedì. Stamattina infatti il sito messo a disposizione dell'assessorato e le attività produttive non ha retto il traffico di utenza adesso collegato per un problema che gli uffici di Palazzo d'Orléans debitano a Telecom. Questa notte, spiegano dall'assessorato, la compagnia telefonica ha rilevato un problema, siamo in attesa che l'azienda certifichi il malfunzionamento. Sui social piovono intanto le proteste, migliaia di aziende infatti avevano provato a collegarsi al portale siciliapay.regione.sicilia.it per accedere al beneficio che ricordiamo andrebbe ad agevolare le imprese maggiormente colpite dalla pandemia tuttora in corso e dire che proprio ieri la Regione aveva provato a rassicurare tutti sulla sicurezza della procedura. A seguito delle analisi condotte aveva messo nero su bianco Palazzo d'Orléans in una nota: il fornitore TIM non ha ravvisato ad ora alcuna anomalia infrastrutturale di piattaforma che possa avere provocato una condivisione di dati aziendali a soggetti diversi da quelli automaticamente identificati mediante SPID e alle informazioni ereditate tramite il sistema informativo del registro imprese. Non risultano inoltre tentativi esterni di porre in essere attività informatiche fraudolente che possono aver determinato un caso di data breach. La Regione aveva divulgato la precisazione di domenica alla vigilia del click day, dopo aver dato riscontro a migliaia di segnalazioni e richieste di chiarimenti, oltre 3.000, ricevute attraverso i canali ufficiali previsti per lo specifico avviso.
Non è del resto la prima polemica sul bando che, lo ricordiamo, con una dotazione complessiva di 125 milioni punta a concedere alle imprese un contributo che può arrivare fino a 35.000 euro, ma non a tutti. Nelle settimane preparatorie erano giunte le proteste di enti di formazione, rappresentanti di commercio, centri socioeducativi, strutture assistenziali, tutto il settore sanitario, liberi professionisti, scuole, guida, trasporti, traslochi e fotografi per l'esclusione dal bando, per una misura che, tutto sommato, si infrange e sgretola già sul nascere, ma che giovedì riproverà a dare respiro alle imprese concedendo loro una seconda volta, e magari la prossima volta sarà quella vincente, quella decisiva, quella utile a far tramontare le ansie, le attese del click che tanto piace ma spaventa. È un tutti contro tutti, si sa, ma è una sfida che la regione siciliana propone ai suoi cittadini. Gestiva sistema di gioco e scommesse per agevolare l''ndrangheta, sequestro da 1 milione di euro della DIA di Agrigento a Davide Schembri, 45 anni, arrestato nel 2018. Arturo Cantella. La DIA di Agrigento ha dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo su proposta del direttore della DIA stessa nei confronti di Davide Schembri, 45 anni, tratto in arresto nel corso del 2018 per reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, truffa aggravata, commessi al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno dello Stato, stimabile in diverse centinaia di migliaia di euro. Il provvedimento trae origine da un'attività investigativa condotta dalla sezione operativa di Agrigento, coordinata dal primo reparto investigazioni preventive della DIA, che, ripercorrendo la carriera imprenditoriale e criminale, ne ha messo in luce la pericolosità sociale. Dalla ricostruzione delle recenti vicende giudiziarie è emerso che lo Schembri, oltre alle sue capacità di associarsi autonomamente a soggetti del territorio nazionale, era il referente per le organizzazioni agrigentine e calabresi. In particolare è risultato capo, promotore e gestore di una serie di società estere prive di concessione nazionale che, attraverso i siti internet, esercitavano sul territorio dello Stato italiano la raccolta di puntate su giochi e scommesse al fine di agevolare l''ndrangheta delle altre organizzazioni criminali che, attraverso tali rete, avevano la possibilità di riciclare nei flussi finanziari generati dall'associazione e i loro proventi delittuosi. Gli approfondimenti della DIA hanno così consentito di dimostrare, oltre al profilo criminale dell'imprenditore, la sproporzione tra i redditi dichiarati e il consistente patrimonio accumulato nel tempo a lui riconducibile. Il decreto di sequestro ha interessato quote di partecipazione in 3 società esercenti l'attività di raccolta di scommesse, di cui 2 aventi sede legale in Austria, 2 autovetture di lusso, 12 polizzi assicurativi, 6 conto correnti, 2 depositi al risparmio e una carta di credito per un valore stimato superiore al 1 milione di euro. Spaccio di hashish all'interno di Villa Bonfiglio sotto lo sguardo attonito di famiglie a passeggio con bambini e di adolescenti in giro per la camminata del sabato sera. I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno notato degli strani movimenti. Un sospetto andirivieni. Mentre i 2 immigrati erano assieme a dei ventenni agrigentini è scattato il controllo mirato. I 2 sono stati arrestati in flagranza di reato. L'ipotesi contestata è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nelle tasche i 2 sono stati trovati con una dose di hashish ciascuno, ma avevano anche 500 euro in contanti. I 2 giovani agrigentini, la cui compravendita è praticamente saltata, sono stati segnalati alla prefettura di Agrigento quali consumatori abituali di droghe. I gambiani di 20 e 22 anni, entrambi risultati regolari sul territorio italiano ma senza fissa dimora, dopo le formalità di rito sono stati accompagnati su disposizione del sostituto procuratore di turno alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo, dove dovranno restare a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. Sono 85 i casi di coronavirus in più rispetto alla giornata antecedente, a fronte dei 4.398 tamponi. Secondo l'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, sono stati 2 i decessi registrati nell'isola nelle ultime 24 ore, 319 in totale. Le vittime sono una donna di Trapani di 95 anni, una di Catania di 80. Sono 24 le persone in terapia intensiva, 20 in meno. I positivi complessivi sono saliti a 3.247
7, ben 353 invece ricoverati in ospedale. Passa da 2.829 a 2.894, ovvero più 65, invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, da 4.108 a 4.115 il numero dei pazienti guariti e dimessi. In Sicilia dall'inizio della pandemia i casi totali Covid ammontano adesso a 7.681. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale per provincia, 3 nuovi positivi ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 32 a Catania, 1 a Enna, 33 a Palermo, 6 a Ragusa, 3 a Siracusa e 1 a Trapani. Le navi da crociera MSC torneranno a breve nel porto di Messina. La compagnia ritornerà dal 22 ottobre nella città peloritana con MSC Magnifica per 7 suggestive crociere di 10 giorni verso il Mediterraneo orientale e Tirreno. Sarà quindi possibile partire in crociera da Messina alla scoperta della Valletta, Pireo e Catacolon, Civitavecchia, Roma, Genova e Livorno per fare rientro a Messina dopo 10 giorni. L'ultima toccata a Messina è prevista al momento per il 20 dicembre. L'ottima notizia per la comunità portuale locale è stata diffusa dal presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega. MSC Crociere ha presentato in videoconferenza alle autorità che operano il porto il nuovo protocollo operativo precauzionale predisposto per la ripresa delle operazioni, sviluppando dettagliate e rigorose procedure per la salute e la sicurezza dei propri ospiti, dei membri dell'equipaggio, ma anche degli operatori portuali e della cittadinanza dei porti che ospiteranno le navi. Il nuovo protocollo è stato messo a punto dalla compagnia con il supporto di un team di esperti internazionali, prevede l'adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. L'obiettivo, ha evidenziato il presidente dell'autorità di sistema portuale dello Stretto, Mario Mega, è di riattivare il significativo circuito economico che le crociere assicurano non solo alle attività portuali, ma anche al territorio. Avrebbero servito i clienti senza usare mascherine. Per questo motivo la Guardia di Finanza di Agrigento ha sanzionato i titolari dei 2 locali in via Atenea, disponendo la chiusura per 5 giorni delle attività commerciali. Militari della Guardia di Finanza durante i controlli anti-Covid hanno sorpreso nel primo caso il titolare del locale mentre serviva al bancone senza dispositivi di protezione. Nel secondo caso invece è stato pizzicato un cameriere a effettuare servizio ai tavoli senza mascherina. Per entrambe le attività è scattata la sanzione amministrativa di 280 euro e la chiusura temporanea per 5 giorni disposta dal prefetto di Agrigento. Il maltempo ha provocato danni nel fine settimana in tutta Italia. Sia al nord violenti acquazzoni hanno colpito diverse zone e creato molte emergenze a causa di allagamenti, esondazioni di torrenti e frane. In Sicilia un'ondata di caldo anomalo e forti venti di scirocco hanno favorito il propagarsi di vari incendi. Sabato mattina un vasto rogo è divampato in contrada Colonna a Reitano, nei pressi dello svincolo autostradale di Santo Stefano di Camastra. Sul posto è intervenuto un Canadair, oltre ai vigili del fuoco di Santo Stefano e Sant'Agata Militello, alla Protezione Civile e al Corpo Forestale per domare le fiamme. Sull'autostrada 20 è stata quindi disposta l'uscita obbligatoria a Sant'Agata Militello e a Santo Stefano di Camastra. La tratta tra le 2 cittadine è stata riaperta al transito veicolare alcune ore dopo. Sempre nella giornata di sabato un drammatico incendio ha colpito il territorio di Naso, dove il fuoco è avanzato nella parte inferiore del paese, vicino al centro storico e al Tempio di San Cono, minacciando diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia locale e gli uomini della protezione civile. Per precauzione, diverse persone sono state fatte evacuare. L'intervento di un Canadair ha permesso di domare il rogo, ma poco dopo sono divampati altri 2 incendi, uno in contrada a Brucoli, vicino alla frazione di Maina, nei pressi della strada statale 113 Capodorlando-Randazzo, a causa del quale alcune persone sono state fatte evacuare anche nelle contrade Miceli e Cariaferro. L'altro in contrada Malò, nella zona che porta a 2 Fiumare. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini della Guardia Forestale e quelli della Protezione Civile. Gli incendi hanno distrutto alcune abitazioni, soprattutto a Brucoli e Malò. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni sono ingenti e molte persone hanno messo a rischio la propria vita. Secondo la Protezione Civile regionale, il bilancio è disastroso e si stimano 1500 ettari di sughereti bruciati. Un anno fa tragedia sfiorata a San Michele per l'esondazione del torrente. Si lavora adesso alla messa in sicurezza. I dettagli nel servizio.
Assessore, interventi sui torrenti San Michele, si sta lavorando, lo scorso anno quel campanello d'allarme con tantissima acqua e tanti detriti portati a valle, c'è un problema di sicurezza, non lo nascondiamo, più volte è stato denunciato, ci sono anche delle abitazioni realizzate dall'altra parte del torrente, abitazioni che comunque hanno un passaggio, non c'è una strada e utilizzano il torrente. Ora si sta intervenendo con dei lavori che sono comunque propedeutici, perché c'è un altro progetto più importante che riguarda la messa in sicurezza di quell'area. Sì, si sta intervenendo attuando quella che è un'ordinanza sindacale appunto per prevenire che qualcuno si possa fare male. Le abitazioni che insistono dall'altra parte del torrente hanno la possibilità di accedervi tranquillamente, soltanto in caso di allerta di colore arancione verrà inibito loro il passaggio attraverso quei varchi che sono rimasti aperti. C'è da dire che i torrenti sono un po' tutti in stato di pericolo, laddove insistono abitazioni che interessano e per essere raggiunte devono essere attraversate, deve essere raggiunta attraverso il torrente stesso, l'attraversamento di un torrente. Quindi noi stiamo cercando di concerto insieme agli uffici regionali anche di trovare quelle soluzioni che ci consentano di attuare i nostri progetti, perché ancora una volta su alcuni progetti che noi andiamo a presentare troviamo sempre degli ostacoli che provengono da altri uffici e ci impediscono e ci ritardano. Noi stiamo andando avanti spediti con quelle che sono le nostre progettazioni, contiamo di rispettare i nostri cronoprogrammi in base a quello che ci siamo già prefissati nel nostro programma elettorale. È normale che i tempi siano lunghi perché voi preparate la progettazione e poi, come già detto, è necessario intercettare le risorse, poi attorno ai torrenti ci sono diverse competenze, c'è una struttura commissariale che li gestisce, ci sono le autorità di bacino, quindi per far comprendere a chi ci sta ascoltando, talvolta non è sempre celere l'intervento del comune, perché anche l'amministrazione comunale, che ha una responsabilità sulla sicurezza dei cittadini, comunque si trova di fronte a una burocrazia e a tante competenze che devono trovare equilibrio. Sì, con l'avvento delle autorità di bacino diventa sempre più complicato intervenire all'interno dei crediti dei torrenti. Noi come amministrazione comunali ci possiamo limitare semplicemente a fare quegli interventi di messa in sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini, appunto in base al decreto legislativo 267. Noi provvediamo puntualmente alla pulizia di materiale detritico laddove potesse creare delle ostruzioni nelle cadidoie, nei sottopassi, nelle passerelle, eliminiamo i rifiuti molto spesso lasciati in maniera scellerata da incauti e incivili cittadini, noi cerchiamo di mantenere la sicurezza, ma anche il cittadino deve metterci la sua, perché se non c'è collaborazione non si va da nessuna parte. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La seconda tappa del Giro d'Italia con traguardo in piazza Vittorio Emanuele d'Agrigento è stata vinta dal toscano Diego Ulissi. Il servizio è di Giovanni Trupiano. È andata a Diego Ulissi dopo uno sprint a 3 la seconda tappa del 103esimo Giro d'Italia di ciclismo disputata da Alcamo nel Trapanese ad Agrigento, lunga 149 km. Secondo sul traguardo lo slovacco Peter Sagan, 3 volte campione del mondo su strada. Filippo Ganna ha conservato la maglia rosa conquistata a Palermo dopo la cronometro. Diego Ulissi, al 7° successo di tappa al Giro, si è imposto sul traguardo in volata su Peter Sagan. La tappa, che ha visto una fuga a 6 fin dai primi chilometri, con protagonisti tra gli altri Alessandro Tonelli, Ben Stauer ed Etienne Van Empel. I battistrada arrivano anche ad avere oltre 4 primi di vantaggio prima del naturale rientro del gruppo ad una decina di chilometri dall'arrivo. La bagarre si scatena sull'ultima salita verso Agrigento, a spuntarla è il corridore della Way Emirates Ulissi, che batte in volata Sagan. 8° Vincenzo Nibali. Questa è l'assegnazione delle maglie: maglia rosa al leader della classifica generale Filippo Ganna, maglia ciclamino al leader della classifica a punti Diego Ulissi, maglia azzurra per il leader del Gran Premio della Montagna Peter Sagan, maglia bianca leader della classifica dei giovani Filippo Ganna. E subito dopo l'arrivo il vincitore di tappa Diego Ulissi ha dichiarato: prima dell'inizio dell'ultimo strappo ho detto a Valerio Conti di accelerare per staccare i velocisti, siamo stati perfetti, sono veramente contento per questo successo, il mio 7° al Giro d'Italia. Commento soddisfatto anche dalla maglia rosa Filippo Ganna al termine della tappa. Lo strappo finale, ha detto, è stato veramente duro, lo abbiamo affrontato a tutta, sono felice di aver mantenuto la testa della classifica, è una sensazione molto bella correre con questa maglia. Oggi arrivo in salita con la terza tappa da Enna all'Etna in 150 km.
Calcio eccellenza Akragas, 2 gol di Gambino mettono in ginocchio il Marsala. Carmelo Lentini. L'eroe della giornata è sicuramente Peppe Gambino, autore di una splendida doppietta, il quale riesce a sbrogliare una gara che si presentava di difficile soluzione, specie nei minuti finali. Il tutto davanti ad un esseneto vuoto per le ben note restrizioni dovute al Covid, dove a sentirsi distintamente erano solamente le urla dei rispettivi mister Di Gaetano e Tortora. Quello visto oggi è stato un Akragas camaleonte che ad un primo tempo arrembante ne ha contrapposto un secondo scialbo. Sugli spalti presente un'attenta presidente Sonia Giordano che ha seguito con interesse ed anche con un po' di sofferenza l'evolversi dei 90 minuti. La squadra di Ciccio Di Gaetano, dopo un inizio promettente, trova subito il vantaggio al 18° con il proprio capitano Gambino. L'azione parte dai piedi del veloce Cerra, il quale riesce a indirizzare al centro dell'area libetana un perfetto assist per la testa vincente di Gambino, che sale in aria alla Ronaldo. Passato in vantaggio, l'Akragas insiste nel tentativo di raggiungere il raddoppio, ma i pali per ben 2 volte salvano la porta marsalese su colpo di testa ravvicinato di Biondo. Nel secondo tempo viene fuori convintamente la squadra ospite che, dopo aver colpito a sua volta un palo, trova il pari con Guaiana, lesto in contropiede ad incuniarsi nella retroguardia biancazzurra e a beffare il portiere di casa Compagno. Il pallino del gioco adesso va in mano al Marsala, che in un'altra occasione va vicino al raddoppio sempre con lo stesso Guaiana. Al 71esimo l'episodio che avrebbe potuto cambiare immediatamente il volto della gara. Un'evidente mano in area ospite obbliga l'arbitro ad assegnare un penalty in favore dell'Akragas. Dagli 11 metri lo specialista Licata però sbaglia, spedendo il pallone al lato della porta difesa dal portiere Di Paola. Tutto sembra destinato ad un salomonico pari, ma all'88esimo arriva la svolta finale. Gambino scambia veloce con Villa, mira all'angolo scoperto della porta avversaria e regala una preziosa vittoria alla propria squadra. Esplode l'entusiasmo in casa biancazzurra, grande invece la delusione tra gli ospiti che stavano assaporando un possibile e per certi versi meritato pari finale. Adesso l'Akragas è atteso da 2 gare esterne consecutive. Mercoledì prossimo si recupera con il Casteltermini, mentre domenica 11 ottobre con il Monreale. In 4 giorni si conosceranno le vere velleità della squadra biancazzurra. Ed ora le interviste da dentro gli spogliatoi. Allora, una doppietta è caso di dire come titolo che Gambino ha regalato questa vittoria all'Akragas. No, vabbè, sono contento per me stesso che comunque è una doppietta, poi sono un attaccante, fa sempre piacere, però come ho sempre detto io non sono il tipo di attaccante che pia la palla, magari ne dribba 2 o 3 e fa il gol da solo, quindi per fare quello che bisogna dei miei compagni oggi è stato così, anche se non abbiamo fatto una grande partita, eravamo un po' sulle gambe, siamo stati fortunati, bisogna dirlo, però in questo momento, dopo aver lavorato tantissimo in questi 2 mesi, penso è da folli pensare di stare al 100%, però è arrivata la vittoria che fa bene al morale e bisogna continuare solamente a lavorare. Un gran primo tempo, un secondo tempo diciamo un po' deludente rispetto al primo. Sì, quello che dicevo prima, abbiamo fatto un buon primo tempo, eravamo un po' sulle gambe, però ripeto, non possiamo chiedere di stare già bene adesso, bisogna stare solo tranquilli, dico ancora una volta, continuare a lavorare, anche se siamo stati fortunati, però la fortuna in questo gioco ci vuole. Oggi è toccato a noi, bisogna solo stare sereni e goderci la vittoria. Mister, un primo tempo molto bello, con trame di gioco veloci, specialmente sulle fasce, cross al centro. Nel secondo tempo è successo qualche cosa. Ci vuole spiegare perché questa metamorfosi? Allora, questo può dipendere da tanti fattori, ma a volte si può pensare alla condizione fisica, a volte si può pensare a un discorso mentale, a volte si può pensare a una situazione momentanea nemmeno prevista. Allora, in tutto questo, se andiamo ad analizzare la partita, è vero che il primo tempo penso che è stato nettissimo a favore nostro, abbiamo tenuto ampiamente il possesso palla, siamo stati pericolosi in qualche occasione, abbiamo colpito 2 pali in una occasione soltanto e diciamo che
stavamo giocando per ciò che prepariamo durante la settimana. Il secondo tempo, lì probabilmente mi devo assumere le mie responsabilità, siamo entrati un po' mosci in campo. La spiegazione penso sia semplicemente quella, che magari visto il primo tempo si pensava che il secondo tempo sarebbe stato completamente liscio e tranquillo, ma non è così, perché di fronte avevi una squadra che comunque sia correva tanto, era messa bene in campo, quindi non dovevamo avere questo atteggiamento, e qui obiettivamente faccio una mea colpa e ne parlerò con la squadra. Però ripeto, se vogliamo proprio analizzare dal punto di vista tecnico e tattico la partita, anche il secondo tempo, pur avendo avuto questo atteggiamento, direi che a parte il gol non abbiamo subito tutti questi tiri in porta da parte del Marsala. Siamo calati nell'atteggiamento, nella personalità, voglio dire, però abbiamo avuto un carattere e fino alla fine ci abbiamo provato e abbiamo sfruttato l'occasione. Ed adesso uno sguardo alle altre partite di eccellenza, promozione e prima categoria. Ci sono i servizi di Carmelo Lentini e Tonino Butera. Per quanto riguarda gli altri risultati dei vari campionati di eccellenza, promozione e prima categoria, iniziamo con quello di eccellenza Girone A. Dopo gli anticipi del sabato, spiccano le nette vittorie delle agrigentine Casteltermini, Canicattì e quella di misura del Pro Favara, che si aggiudica il derby con l'Unitas Sciacca. Il Casteltermini rifila ben 4 reti ai padroni di casa del Marineo e mercoledì prossimo gioca il recupero della prima di campionato con l'Acregas. Le reti del Casteltermini portano la firma di Candela, una doppietta di Ibra e poi finale di Billet. Si tratta della prima storica vittoria in un campionato di eccellenza. A decidere invece il derby Pro Favara Unitas Sciacca è sempre il giovanissimo Alessandro Contino, mentre il Canicattì espugna il campo della Folgore di Castelvetrano grazie ai gol di Caronia e Matera. Termina invece in parità il derby tutto nisseno tra Nissa e San Cataldese. Grazie ai gol di Ebrima e Cosimo Panepinto, il Camarat, stiamo parlando di promozione, espugna il rettangolo di gioco di Raffadali e conferma la vetta della classifica a punteggio pieno con 9 punti. Si è giocata infine la prima giornata del campionato di prima categoria Girone G. Termina in parità il derby del Saraceno tra il Ravanusa e l'Empedoclina. Di Giarrana per i locali ed Ernesto Lopreste per gli ospiti le reti della gara. Vittoria esterna dell'Atletico Favara sul campo dei cugini del Gemini. La vittoria favarese è maturata grazie alla doppietta di Montaperto e ai gol di Fanara. Ultimo minuto di recupero del derby di promozione tra Raffadali e Camarat. Camarat in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Gioff e Panepinto. Camarat che si è ben difeso nel secondo tempo, ha rischiato solo una volta in occasione di una traversa colpita da Gonzales. Palla ancora dentro l'area e c'è la punizione per il Camarat. Forse ci poteva stare anche il rigore, ma ormai diciamo che il match volge al termine. Inquadriamo l'arbitro che è il signor Lentini della sezione di Marsala. Punizione fischiata a favore del Camarat. Zabì aspetta il pallone per rinviarlo, l'arbitro che guarda il suo cronometro ancora una volta. Aveva dato 4 minuti di recupero, c'è stato un cambio, siamo al 5° minuto di recupero e in questo momento Manuel Lentini fischia la fine, il Camarat che si aggiudica il derby del campionato di promozione contro il Raffadali per il 2-0, terzo successo di fila per il Camarat, 2 in campo ed 1 a tavolino, quello di Partinico, terza sconfitta di fila per il Raffadali. Nessuno si aspettava che la squadra del presidente Lomasco dopo 3 giornate
non avrebbe raccolto neanche un punto. Dallo stadio comunale di Raffadali è tutto, si abbracciano i giocatori del Camarat per il successo. Il Raffadali Camarat è finita 0-2 per il Camarat, siamo col tecnico Renato Maggio, mister, una gran bella partita della sua squadra. E sono 9 punti perché 2 in campo e 1 a tavolino, anche se avevate fatto un bel pareggio a Partinico. Ma sinceramente a me interessavano oggi 3 punti, la prestazione ancora deve migliorare perché è una squadra nuova e c'è bisogno di tempo, però per quanto riguarda gli elementi la società mi ha messo a disposizione 15-16 ragazzi, a prescindere se sono bravi o no, ma sono tutti ragazzi eccezionali. Per quanto riguarda la classifica, noi piano piano cercheremo di fare più punti possibile per far sì che il nostro obiettivo è di arrivare nei primi 5. Una squadra diligente, ho visto, è passata in vantaggio, poi ha colpito nella ripresa grazie a un gran gol di Pane Pinto, poi si è difesa con ordine, ha rischiato solo una volta, ma anche in contropiede poteva fare male. Una squadra che gioca a calcio. Ma giochiamo a calcio e siamo abbastanza furbi perché abbiamo elementi eccezionali. Lì davanti c'è gente come Brima, Pane Pinto, Cannizzaro, Di Chiara, tutta gente brava fuori casa a sfruttare le occasioni. Dietro non dimentichiamo che abbiamo un signor Volpini che veramente sta mettendo in ordine una difesa di cui a destra e a sinistra ha 2 ragazzini, uno del 2003 e uno che proviene dalla prima categoria, che veramente stanno giocando bene. A centrocampo non posso nascondere le qualità di ADR, Muratore. Onestamente abbiamo una squadra buona e una squadra di elementi interessanti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.